assoluto dietro Marco Mattia della Sacilese Euro 93 e Sergio Alessandro e Simone Trucca della stessa società. Hanno dato la misurazione rapporto che sarà votato dalla tecnico sportivo per la partenza, disposizione da parte a coordinare tutto come in quindi stanno misurando il rapporto dei ragazzi siciliani, seguirà a tanti di tavolo, seguirà SD Scuola di seguiranno anche società del Giulia, Francia, Giuliano Giovanni, Colonia AS Sport Dilettanti. Preparati ragazzi subito per la misurazione dei rapporti, che non si vede se si Colonia, segnala Voglio Molino, l'atleta con numero 9 Melodic Lagoe, non parte corto, non parte l'idiola che è partirà invece il Voglio Molino dei nostri Giulia di Panatomato e non partirà neanche Marottino. Dietro il Voglio Molino, con tanti stati di lavoro, sono stati dei soli, quindi Michael, Giovanni, Matteo e Valentino Matteo. Chiedo alle società che si preparano il numero di rapporto che Sale Sebastiano e Zampa Francesco. Il coordinare il tutto sarà il giusto, quindi ci dobbiamo aiutare a mostrare i rapporti per un anno. Dobbiamo fare troppi atleti sul campo di calcio. Dopo il lontano si preparano le operazioni di rapporti, il numero 20 dell'Ossimato, che è il numero sottotermo, sempre le stesse società, esatto Damiano, Luisetto Jacopo, Giulia il Poligono, manca il rapporti della Montanese, vedo che il direttore sportivo sta suonando con gli atleti di Ginazzi, il rapporti. Se nel frattempo l'organizzazione mi dice facciamo un po' di rapporti di altri atleti, abbiamo segnalazione del centro di corso dall'altra parte che richiama l'attenzione ai cronometristi della segreteria. Ecco che arrivano al Montanese, dice il rapporti Sari Tampa. Si ha giocato il primo diretta dall'avvio perché non si poteva vedere. Votare la violenza al numero 1. Io parte una spirituale anche un applauso sportivo a tutti gli atleti
Viene lanciato la sua terza tornetta, un torneo medio. Che non si siano preso da nostro tempo, ricordiamo tutti gli atleti che non sono stati a rispettare le segnalazioni sportive si dove scendere si difesa segnalano i corrimetri. Stanno sistemando le cose con un numero di facili, saranno i componenti a segnalare il problema, quindi mi fa punto per togliere tutti gli atleti conosciuti in utilizzati. Continuiamo intanto sottoscrivendo che per la migrazione sono arrivati in questo modo quindi gli atleti De Rossi, Sato, Isato e Lusetto seguiranno gli atleti della Liga Castelletto, quindi vado a elencare se si giusto nominare tutti gli atleti che prendono parte a questa manifestazione che continueranno a loro meglio a raggiungere il loro migliore obiettivo. Questa, ricordo tutti, è una prova su 100 metri lanciati, quindi l'atleta ha tempo praticamente 600 metri per sfruttare la tendenza di curve paraboliche della velodromo per raggiungere la massima velocità, presentandosi a 200 metri dall'arrivo con una velocità di punta già elevata e riuscire a mantenerla, aumentarla sul filo della vita. Vediamo che sono venuti più forti anche gli atleti che sono adesso in misurazione del corpo non sono a conseguenza alla partenza, quindi bisogna rispettare l'ordine di partenza col modo deve presentarsi nella misurazione dei rapporti, la linea parziale esetto. Stiamo aspettando l'ok da parte dei giudici. Ecco l'atleta della Sacinese sta cominciando a frullare le gambe per raggiungere la massima velocità, sfrutta l'altezza della curva parabolica per prepararsi a scendere e poi lanciare al più ufficiale dei 100 lanciati, cercando di raggiungere la sua miglior performance, cercando di rilanciare un po' più a questo punto. Dobbiamo concludere la prova bene, ricomincio anche a coordinare la velocità dei rapporti quando ci sia l'occasione, non a chiedere il minuto diciamo di passare dentro perché altrimenti si includerà la misurazione veloce con tutti gli atleti successivi. Ricordo anche per le categorie seguenti che la misurazione in base al numero di iscrizione che è stato assegnato all'inizio della prova. Lascio il genere sulla palestra Pescotto Alessandro. In questa disciplina ci sono atleti che
presentati per anni a fare questa. Ci sono varie metodologie, c'è chi sfrutta la massima potenza che sta nel suo cella a rilanciare la propria velocità alzandosi sulla sella, dipende un po' dalla tipologia delle caratteristiche tecnico-politiche. Vediamo che si sta lanciando Simonetto Luca, transita la palla ultra, chiediamo al pubblico sempre se pure ci sia cosa potete applaudire, non vi disturbate l'atleta sicuramente, anzi l'incitamento a miglior prestazione, transita il concetto che giudice richiama la misura dei rapporti di sì, la teoria deve presentarsi all'interno dei rapporti, segue dopo il molo, segue la squadra della prima posizione secco e se non si presenta rischia di sviluppare anche le due viaggi a piedi sul terreno. Sta percorrendo questa prova a di Vittoria. Dopo la Liga Castellesente ci sarà Madinese ciclismo con il numero 34 Genitaglie, 75 Casagrande Michele, 36 Ronchini Alessandro. Il CSS più volte ha concluso la prova al cambio e partito assolutamente giustamente anche gli atleti che hanno stato adesso si stanno preparando per la misura dei rapporti. Ecco qua l'atleta del Bandina, dorsale numero 7 Franco Jacopo. Hanno misurato gli atleti il 34 e il 35, sta misurando l'atleta della Madignanese ciclismo CV. Vediamo Jacopo che sta sparando la sua minata di 200 metri. Vediamo il pubblico di citare la telefono. Dovrebbe, anzi, al scopo con paio di squadre da Misano Giovanna adesso. Anche queste, come vedete, sono scelte, c'è chi vuole salire subito a palla ultra, chi preferisce tenere la corda e salire nel primo posto a palla ultra, onde evitare il primo sforzo di salire fino in cima alla ricordo fino a una vetta alla pista che comunque una certa tendenza c'è e quindi il sottosporto da effettuare c'è, sta scendendo dalla curva che precede i due ufficiali di questa sua prova, si lancia anche l'atleta Misano Giovanni, sta esprimendo sul massimo sforzo, cerca di raggiungere la curva massimo, quindi il pubblico, sono arrivati anche gli atleti del 07 di rapporti. A questo punto vediamo passare alla ultra, l'atleta Spessore e Milano di Finale, un atleta che ha già ottenuto varie storie nelle varie categorie. Ovviamente anche lui, come tutti quest'anno, poi Maresi che risente il periodo Covid, ma la comunicare lo vediamo lanciato, sta esprimendo sul massimo sforzo, mantiene la curva, vediamo se non si riesce a vedere il tempo, la repressione sportiva sufficientemente soddisfatto. Stanno proseguendo per la misurazione gli atleti della sezione detto che andiamo a menzionare. Sta partendo Medaglio Tommaso, il Massimo Lorenzo e Anto Matteo, tutti Fabio non parte per il S
partirà piccolo lento nel blu Matteo, Vecchio Francesco che muove il viso d'aria. Hanno già misurato invece gli atleti della Madrid. Ecco qua l'altra volta Donnarino che va a chiudere, l'espressione già tutto l'impegno che ha messo la terra, vedremo che alla fine sarà soddisfatto del suo risultato. Io giudico il centesimo può essere che l'atleta. Adesso abbiamo tempo in vista 0 quarti di sole. Ricordo agli atleti che posizionamento del numero di pista non è come quello tradizionale, bisogna saperlo posizionare come hanno insegnato la pista sportiva, deve essere ben visibile dai giudici d'arrivo, quindi deve essere messo leggermente in diagonale. Infatti per la prossima prova, mentre sta andando a scrivere il suo massimo sforzo, Butini Manuel, che viene confermato il numero 14, sta salendo in curva il compagno Canetti Michael. Chiamiamo anche i giocatori rapporti, tutti gli atleti che mancano. Chiedo eventualmente all'organizzazione di avvisare che ancora fuori dello stadio di indicare gli allievi che devono partecipare ai giochi lanciati, di entrare per poter fare la misurazione dei rapporti. Vediamo l'ultimo parlato di questo rapporto, la testa della direzione, che va il troppo tempo. Abbiamo la misurazione dei rapporti anche in corridore della politica cinese, quindi Annibali Lorenzo e Saragoni Jeremia. Si sta arrivando il numero 16, Uguali Matteo. Proseguiranno le nostre rapporti anche Daniel Lucci Matteo, Mattia Marzo e Gianella Filippo del Fontana Trenta. Chiamiamo il vicino anche sul pronti i ragazzi della Torelli e del San Rigo. Ecco qua la nostra espressione dell'atleta che va a chiudere con un buon tempo 494, come vedete il pubblico del velodromo è sempre un pubblico molto attento e preparato. Fino a subito capito che la prova dell'atleta era una prova di spessore, adesso tocca al compagno il numero 17, Valentino Matteo. Sento che hanno aumentato l'audio, però non crei distorsioni ulteriori. Si sta lanciando, ecco qua l'atleta Valentino Matteo che sta esprimendo il suo massimo sforzo. 200 metri possono sembrare una sciocchezza, ma si sentono bene sulle gambe. Nel frattempo parte l'atleta della Manzanese, Sari Sebastiano, un ragazzo che ha fatto provare di sé nelle categorie giovanili. Vediamo se saprà confermarsi il pista e con parterre di concorrenti elevatissimo come quello che qui presente oggi. Stanno ultimando le misurazioni dei rapporti, quindi che il fisico Palletti e US Caicara sono entrati